fortissimi ciao da Salvo Girazzi, siamo live dal Giorgio Matranga e Castellammare Pro Favara, 21esima giornata del girone A di eccellenza siciliana. Non è ancora finita, allora non ci sono motivi per non crederci. Lo scontro diretto a Caltanissetta ha confermato la volontà di crederci per questo primo posto. Weekend dopo weekend la capolista Nisse e la Pro Favara seconda si guarderanno a vicenda. A bordo campo subito c'è stato un dialogo, un po' di tensione prima di questo scontro importante. Adesso si può realmente proseguire, c'è difficile per il giallo-blu. C'è il Castellammare sì distante quasi 20 punti, ma quarto in classifica, oltre le aspettative, a voler confermare la zona playoff, anche se potrebbero non disputarsi. Grande atmosfera qui al Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo. Siamo nella provincia di Trapani, indetta la giornata bianco-azzurra. Le due formazioni, Castellammare in maglia bianca e pantaloncini neri, con Di Paola in porta, 4-3-1-2 per Giuseppe Mione. In difesa Cagliozzo, Caronia, Adamo alla prima da titolare dopo quasi 10 mesi, e Frisella in difesa, centrocampo l'ex Calagna, Messina e Musso centrocampo. Ci sono appunto loro tre sulla tre quarti Cardinale, alla seconda da titolare consecutiva. In attacco Danilo Terranova e va a disposizione in panchina Cacciatore per la porta, poi Amato, Cinà, Gambino, Milana, Pizzolato, Taibi, Mattia, Terranova e Vaccaro alla prima convocazione. Pro Favara che risponde in maglia gialla e pantaloncini gialli, 4-3-3 per Gaetano Catalano, Scuffia in porta, Di Bella, Marino, Bontempo e Vizzini in difesa. A centrocampo D'Amico, Bossa e Lupo, in attacco Ficarrotta, Retucci e Lucarelli. Esattamente la formazione che ha battuto l'Athletic Palermo una settimana fa per 3-1 al Brucoleri. A disposizione in panchina Sansone per la porta, poi Rizzo, Caternicchia, Noto, La Piana, Erbini, Camilleri, Balistrelli e Bertella. Arbitro del match Federico Nannelli di Valdarno, assistito da Salvatore Nigrelli di Barcellona Pozzo di Gotto e Luca Iannazzo della sezione di Palermo. Tutti comodi. È iniziata Castellammare Pro Favara. Vento e pioggia oggi nella cittadina del Trapanese. Nonostante ciò, gran parte della tribuna coperta della Matranga è stata riempita. Il possesso per la Pro Favara, con il pallone a centrocampo, lo va a recuperare Cardinale. Si va in fascia da Lucarelli, si trova così la pressione di Musso, finisce giù il centrocampista del Castellammare. Tutto ok secondo l'arbitro. Si sta giocando in contemporanea anche un altro anticipo di questa 21esima giornata di campionato, quello tra Athletic Palermo e Geraci, anch'esso sullo 0-0. Domani il resto del programma con tutte le partite sempre allo stesso orario, alle ore 15, Don Carlo Misimeri Accademia Trapani, Folgore Castelvetrano Castelltaccia, Fulgatore Lucas Sciacca, Mazzara Aspra Nissa, Mazzara 46. Scorgiamo le piste con Oratorio Marineo. Calcio di punizione per il Castellammare. Pallone tanto lungo la falsa mancina da Frisella, si torna indietro, il cross in mezzo, pallone che scorre ci riesce Retucci, sale, avanza l'attaccante giallo-blu, viene ostacolato, pallone sul fondo.
e calcio d'angolo per la squadra di Catalano. La battuta in mezzo, secondo palo, non la prende nessuno, pallone che verrà rinviato da Di Paola. Fanno sentire i tifosi del Castellammare, organizzati i cori, striscioni e qualche fumogeno per supportare la squadra del proprio territorio, quello di Castellammare del Golfo. Bertucci difende il pallone in rimessa laterale. Gol nelle ultime 5 partite per Mattia Reducci, che pian piano si è andato a confermare sempre di più il posto da titolare. Cercato sempre Reducci, spazia Cardinale, prova a farsi avanti la squadra di Catalano. La rimessa lunga da parte di Andrea D'Amico. Lucarelli pressato da Danilo Terranova, lanciato Ba, manca il colpo di testa a difendere, buon tempo, la riprende Ba, è sempre su a buon tempo in fallo laterale, senza fallo. Il difensore giallo-blu. Rimessa lunga, battuta da Musso. Difende Gianni Calagna, ex della partita, iniziata la stagione proprio a Favara. Il trasferimento a Castellammare per questa seconda parte di stagione. Cross, colpo di testa in difesa, occhio alla Pro, attenzione al pallone per il mancino dentro di D'Amico. Di Paola la prende. Ritmi interessanti questi primi 6 minuti e mezzo. La Pro Favara a proporsi di più. La rimessa per il Castellammare. Musso. Si gira Danilo Terranova. Lo disturba Bossia, pallone buttato fuori. Di prima verso Malik Ba.
buon tempo, svirgolata all'indietro, è un regalo per Messina, calcia con il sinistro, bloccato subito, cross sbagliato da parte di Frisella, pallone sul fondo, sembra essere Messina a fare il trequartista. Cardinale gestisce la mediana nonostante la numero 10 sulle spalle. In questo momento va a parlare con la mediana Bossa. Tanto vento che impedisce un rinvio fluido da parte di Tommaso Scuppia. Messina di testa, buon tempo, imperioso, ancora Messina, fallo di Basu, buon tempo, calcio di punizione battuto subito da Bossa. Di Bella dietro, Bossa scivola Di Bella, non ce la fa a prendere il pallone, la rimessa per il Castellammare con Frisella. Il rinvio di Marino addosso agli avversari, qui è Retucci che subisce il fallo, calcio di punizione per la Pro Favara. Pro Favara che storicamente con il Castellammare ha avuto quasi sempre difficoltà, in 11 sfide 4 le vittorie dei trapanesi, 5 pareggi, 2 le vittorie dei gialloblu. L'ultima risale a quella del girone d'andata per 3-1 con il calcio di rigore di Garufo, il gol di Ficarrotta e Lucarelli contro quello di Messina. Ma prima di questo successo bisogna tornare indietro alla stagione 2020-2021, vittoria di misura grazie al gol di Contino. Nella stagione successiva invece l'ultima vittoria del Castellammare a Favara 2-1. In quell'occasione segnò Adamo, che oggi abbiamo detto torna al centro della difesa dopo quasi 10 mesi. La Matranga, l'ultimo successo biancazzurro risale al dicembre 2019, finì 4-2. Quell'occasione segna invece Cardinale, anche lui oggi in campo. Irregolarità, presente lì l'arbitro a calmare la situazione. Retucci passa dietro, si cerca di far correre Max Lucarelli, ancora Retucci, pressato da Cardinale. Lucarelli riceve, sterza ma scivola, il movimento era giusto, il terreno di gioco bagnato non aiuta sicuramente. Eccoli i protagonisti dei cori organizzati oggi al Matranga.
rimessa, Retucci, cade Bossa ma si continua a prendere Lucarelli, rimessa laterale per la squadra di casa. Di testa Vizzini, risponde Cardinale, la tocca Danilo Terranova che poi si scontra più volte con D'Amico. In questo momento sono arrivati i tifosi della Pro Favara che si stanno occupando nel settore ospiti. Tra poco, con moltissima probabilità, si faranno sentire anche loro. Calcio di punizione per i gialloblu. Batte Luca Ficarrotta, tornato al gol contro l'Athletic Palermo dopo essere stato secco per 8 partite. Il pallone giustamente si muove per il vento, si cerca l'attimo giusto per partire con la punizione. Lo sistema più volte Luca Ficarrotta. Si può andare per l'arbitro, parte Ficarrotta basso, il pallone però sfila in qualche modo, Lucarelli propone, allontana la difesa del Castellammare. Messina e lui a lanciare per Ba, fermato da Di Bella. Calagna, riesce il varco per Danilo Terranova, non si prende il fallo contro Bossa, ancora Danilo Terranova, calcia male largo, c'è però la deviazione in calcio d'angolo ottenuta dall'attaccante del Castellammare. Sono arrivati in 15 circa da Favara nelle settori ospiti. Parte la battuta del calcio d'angolo, colpo di testa provato da Messina, finisce fuori l'appoggiata, non inquadrando però la porta. Oggi il Castellammare deve fare a meno sia di Tarantino sulla fascia sinistra che di Lampo in difesa. Per questo è stato richiamato Adamo. Senti anche Canci in attacco. Tarantino e Lampo fuori per squalifica, Canci per infortunio. Invece lato Pro Favara disponibile soltanto Domenico Mistretta, che ancora non ha avuto modo di debuttare con la sua nuova maglia. Stagione molto difficile dopo la prima parte senza brillare. Adenna nel girone B. Stava provando ad andare Vizzini. D'Amico, rimessa lunga. In mezzo, tutti spalle alla porta, si cerca un
tocco con la mano avversario, il cross in mezzo di Lucarelli, si mette fuori questo pallone con Adam, calcio d'angolo per la Pro Favara. Arriva il pallone per la battuta dell'angolo. C'è sempre però lo stesso problema, quello del vento, che non si placca, e le solite discussioni all'interno dell'area di rigore. L'arbitro nello specifico va a parlare con Vito Lugo. Ficarrotta dalla bandierina, la battuta col macino a rientrare, secondo palo, non la prende nessuno. Prima Retucci, poi Bontempo, più largo. Eccoli qui, i tifosi della Pro. Verso Ficarrotta, anticipato il colpo di testa di Bossa. Adamo con il petto ad allungarsi, Calagna allarga da Frisella. La giocata in mezzo al campo provata da Gianni Calagna, calcio di punizione per il Castellammare. Messina profondo, direttamente da Scuffia questo pallone. Il rilancio, arriva Caronia a superare Retucci nella corsa. Bossa recupera lui un po' di spazio per avanzare. Retucci trova Danilo Terranova, c'è anche Cardinale. Morbido la va a rincorrere il Castellammare con Calagna. Altra rimessa laterale. Serie di tocchi, pallone per la fascia con D'Amico, gioca molto a sinistra. C'è un'altra rimessa. Retucci, l'attacco di Messina, anche
anche lui si prende la rimessa. Gioco molto spizzicato. Per i palloni buttati fuori. Contrasti, evitare le avanzate degli avversari. Fermato Calagna, non per il fallo, recupera Lucarelli. Contrasto con Cagliazzo e Retucci. Cardinale, buon tempo, la caccia perfettamente, allora Calagna si accentra sempre di più, il tiro angolato, finisce fuori di poco, occasione per il Castellammare. La prima vera occasione della partita. In termini di tiri c'era stato quel traversone dove Retucci e Bontempo non hanno potuto effettuare il tappino in porta. C'era stato quel tiro di Danilo Terranova, ma abbastanza largo. Calagna impensierito sicuramente di più, seppur indirettamente sconfiato. Lucarelli, lungo linea, trova Ficarrotta, avanza, va a sfidare Cagliozzo, la mette fuori. Lucarelli, l'attacco di Ba a sua volta. Sudamico. Ficarrotta se la porta fuori. Rimessa lunga, altro colpo di testa. Lucarelli mette a terra, il pallone sì, va avanti, non lui, di testa a buon tempo. L'appoggio di Calagna, Cardinale va, subisce fallo da Marino. Monte Messina verso Danilo Terranova, pallone nel fallo laterale. Vittoria! Noi vogliamo questa vittoria! Noi vogliamo questa vittoria! Noi vogliamo questa vittoria! Problema per Scuffia, deve cambiare gli scarpini prima della sua rimessa dal fondo, tempo che si recupererà oltre il 45esimo.
Ancora deve accendersi con continuità questa partita, anche se le fiammate ci sono. Scuffia deve mettersi ancora i guanti, ma sicuramente rimettere il pallone in gioco con i piedi è disponibile. Scuffia, centrocampo, l'intervento di Caronia, Messina, larga da Frisella, fallo su Calagna. Calcio di punizione per il Castellammare. Ne andranno due in barriera. Ficarrotta e Di Bella, pallone in mezzo, svirgolata. Di Marino stava andando Adamo al tiro in porta, la posizione centrale. Di testa Lucarelli, non c'è nessuno. Caronia mezzo al campo, la recupera, no, per favore con il siamo. Caronia fermato da Caronia, Cardinale, il momento non aiuta, retrocede nel pallone, indietreggiare quasi la linea di fondo campo, la tirata di Retucci. Cardinale voleva spazzare, ma scivolato, pallone che rimane in campo quasi magicamente. Mione un po' disperato in panchina. In proiezione offensiva la Pro. Cross provato da Ficarrotta, non si prende neanche la rimessa laterale. Retucci, colpo di petto anche a superare Danilo Terranova. Ci pensa Messina a pensare, va, c'è prima Bontempo che si appoggia a Scuffia, superata la mezz'ora, 0-0 sempre al Matranga. Caronia spazza la proposta di D'Amico, non è verso Va, verso Scuffia. Fermato Lupo. Di Bella deve indietreggiare, c'è Bossa. Bontempo deciso a far scorrere, stava arrivando D'Amico, la prende Vizzini, c'è Calagna in contrasto, Lucarelli alzata, l'appoggio,
Errato. In diversi a terra. Più su Messina. E poi dialogo con Possa, la panchina della Castellammare. Caronia, batti e ribatti da un lato all'altro. Danilo Terranova non può arrivarci Pa. Cardinali, anticipato Calagna, forse un tocco irregolare, si continua. Danilo Terranova in bucata verso Pa, schermato da Vizzini. Calagna, toccato diversi palloni. Problemi in casa Castellammare con un giocatore a terra. Entrano i soccorsi dalla panchina. Lucarelli palla con Catalano. Pescano anche un po'. Si prende anche qualche indicazione. Adesso è anche il turno di Retucci. E di D'Amico, lato Castellammare invece, indicazioni per Musso. Non ce la fa Messina. Castellammare momentaneamente in 10 e questa è una grande perdita. Viene ha mandato a scaldare le riserve a terra a bordo campo, oltre alla linea del fallo laterale. Salva Messina, sta assistendo il secondo portiere Cacciatore, facendo alla panchina di fare cambio. Cross in mezzo, non è allontanato, entrerà al posto di Messina Milana. Reduce da un piccolo infortunio, l'ho tenuto ai box per la partita di Sciacca di settimana scorsa, vinta per 1-0 dal Castellammare con il gol di Pa. Lucarelli sta andando a calciare, adesso lo piazza il destro, per un attimo ha pensato all'esterno, poi ha riflettuto sul fatto che bisogna fare i conti anche con il vento, la pioggia. È andato con la soluzione da fermo. Entra Alessandro Milana al posto di Messina. Primo cambio per Mione, forzato. Messina sta raggiungendo la panchina, deve fare ancora un po' di strada, zoppicante. Lo intravedete dietro la porta di Paola. Adamo Milana, il nuovo entrato, va provato a prenderla con il petto, Lupo si affida a Scuffia, passaggio centrale per D'Amico, rischiando un po', buon tempo Vizzini
lancio lungo, Bertucci gestire con il petto, ostacolato un po' da Cagliazzo, ce la fa comunque. Serie di passaggi di prima, Lucarelli vicinissimo a prenderla e a calciare potenzialmente con il sinistro. Sta mancando l'ultimo passaggio alla Pro per fare male poi. Salvo Messina spiega un po' come sta a Giuseppe Mione. Sicuramente non benissimo. Da valutare l'entità dello stop. Va, la prende letteralmente con la mano. Ficarrotta, Bossa trova Milano. Adesso c'è lui, verosimilmente in mediana con Cardinale che si dovrebbe alzare. È un po' un 4-4-2 invece in fase di non possesso per il Castellammare. Bertucci ha da dire qualcosa a Musso per questa gestione del pallone. Ultimi 5, più recupero per questo di primo tempo. Bertucci di Carotta, colpi non sono molto precisi, Bossa la raccoglie con il braccio.
ai 14 milioni più o meno di tesserati, molti di questi ovviamente stiamo andando quasi sulla parità di genere statisticamente tra le donne e gli uomini, e ogni tanto ti capita di leggere, di sapere che magari ci sono stati dei comportamenti gravi di vario tipo, di violenze, di tutto quello che sono le dinamiche che un tecnico, un allenatore, un dirigente può fare nei confronti di una minorenne o anche di un minorenne, o non necessariamente di una persona che non ha ancora 18 anni. Noi ci sentiamo investiti ovviamente di una responsabilità nell'agire. E oggi sono qui col procuratore generale del CONI, il prefetto Taucher, e devo dire è lui l'artefice su scala nazionale. Abbiamo firmato già con diverse procure della Repubblica che se c'è una forma di collaborazione in qualche modo diciamo preventiva tra la giustizia ordinaria e la giustizia sportiva è tanta roba, perché noi non abbiamo capacità investigative di inquirenti, cioè noi a quel punto recepiamo la notizia e mettiamo in moto la nostra macchina, sospendiamo a livello cautelativo la persona e poi si devono approfondire le questioni, però sarebbe meglio il prima possibile venire a conoscenza di alcuni fatti che poi devono essere sempre documentati. Ecco, questa è un po' la sintesi del ragionamento. Direi che non ci sono né elementi di progresso né elementi di regressione, però siccome sappiamo che sono anni che esiste, dovesse fare una mappatura, più che una radiografia, una risonanza magnetica dell'impiantistica, sicuramente è uno dei crucci della regione, questo è un dato di fatto. Poi è chiaro che insieme all'impiantistica c'è anche un discorso ovviamente di sostegno alle società, perché sai, puoi anche realizzare tutta una nuova generazione di strutture sportive che vanno dalle scuole fino agli stadi più importanti, però è chiaro che poi ci sono anche essere delle dinamiche per la manutenzione. E direi che, mi dispiace dirlo, sicuramente la Sicilia, un po' come qualche altra regione del sud, sicuramente fa più fatica delle altre. Io sono anni che sostengo che senza grandi eventi sportivi non se ne viene a capo. Sì, poi ci può essere qualcuno che riesce a tagliare il traguardo, però sono veramente quasi casi isolati, spesso miracolistici per certi versi. È chiaro che Federazione sta preparando dossier su quello che sono gli impianti da destinare per i campionati europei del 2032. Alcune sono tappe obbligate per ovvi motivi, è inutile che vado io a raccontarlo perché su questo è giusto che la Federazione abbia l'ultima parola, evidente, Milano, Roma, però è anche vero che se ci sono delle amministrazioni comunali con delle società sportive che gestiscono, che si dimostrano di essere diciamo, particolarmente disponibili a sostenere a fronte magari di qualche altro supporto, a quel punto nulla è precluso. È chiaro che urgentemente bisogna riunire un tavolo tecnico, mi risulta che è all'ordine del giorno, governo, federazione, il comitato olimpico è sicuramente coinvolto per tirare le somme, perché se no andate a guardare in Italia, insomma, negli ultimi, dal 90 ad oggi, 34 anni, Torino, Udine, ci hanno messo 20 anni, la famiglia Pozzo, c'è stata la questione di Reggio Emilia, che poi era un'altra società ed oggi ci gioca al Sassuolo, e devo dire che ha fatto un bel lavoro Frosinone Stirpe, e Bergamo che sta rifacendo lo stadio. Onestamente non mi viene in mente nient'altro, e questo ti fa capire la disastrosità della realtà. Io parlo delle società di calcio, che peraltro poi sono anche impianti, l'ha detto anche il presidente del rugby, che sarebbero utilizzabili per le competizioni rugby, dove si può anche provare a ospitare un grande evento internazionale. Allora, il CONI secondo me ha due vantaggi. Il primo è che siamo un ente pubblico e quindi qualsiasi impianto, adesso noi a breve faremo un'operazione secondo me straordinaria col Comune di Napoli sull'impianto del Collana, quindi non c'è speculazione, cioè non si favorisce nessuno, e questo è importante. La seconda, che credo che abbiamo, ci viene riconosciuto,
abbiamo molta competenza, molto track record, insomma abbiamo conoscenza. E di contro è chiaro che servono ovviamente dei sostegni finanziari che devono essere messi o dagli enti locali o dalla società, oppure un piano Marshall, che però quello ovviamente non può che essere il governo a sostenerlo. No, guardi, me l'ha fatta la sua domanda proprio ieri a Sanremo. No, perché quel ministro lì, devo essere sincero e sapete che sono molto obiettivo, è stato determinante per chiudere la partita olimpica. Secondo me è stata una concessione battuta, peraltro smentita poco dopo. Benvenuti dallo stadio comunale Licauli di Piana Albanesi. Qui con me c'è come sempre Giuseppe Zito e oggi ospite con noi Mario Vassallo, il telecronista ufficiale della Parma. Ciao Mario. Ciao, e benvenuto a Piana Albanesi per questa partita delicata per entrambe le squadre. Cerca il lancio che forse è buono per Lucera, scavalcato, attenzione Lucera, salta l'uomo, il destro a giro e la palla fuori. Ottima l'azione di Raimondo Lucera, ma bellissimo il lancio di almeno 60 metri di Tarantino. Rappa sul pallone. A cercare Colli, la mette giù di petto Colli, entra in aria. Ancora Colli, prova la botta di sinistra, palla che sorvola di Almeno 60 metri di Tarantino. Rappa sul pallone. A cercare Colli, la mette giù di petto Colli, entra in aria. Ancora Colli, prova la botta di sinistra, palla che sorvola di pochissimo la traversa. Saltano in diverso, occhio a questa pallone che rimane sui piedi di Lucera che entra in aria, la mette nel mezzo, occasionissima per Duro. Amaia, qui attenzione, C'è un intervento in aria, continuare. si scontrano due giocatori, l'arbitro lascia correre, occhio al contropiede della Parma con Rama che va in velocità, ancora Rama, prova la conclusione, debole, centrale. Caronia, pallone per Rama che allarga su Colle, profondità, la mette nel mezzo Colle, con la conclusione di Sani. Calcio di rigore. Parte Elam Rui che piazza Belmonte e porta in vantaggio la Parma. Tutto questo al 28esimo del primo tempo. 4 uomini. Fischia Canichetti, parte serio, a giro sul primo palo, bravo a distendersi qui Tarantino, a deviare il pallone. Tanto ancora Lucera, palla per il serio, semi profondità per Lucera. Riesce a chiudere ancora la difesa del... Amaia il destro! Amaia! Poi sventaglia sulla destra a cercare Serio che fa viaggiare Giovenco, la mette nel mezzo Giovenco. Palo! E poi la palla rimane lì, incredibile! Mucchio selvaggio nell'area della Parma, batte Serio, palla a campanile, prova la forbice, intervento anche qui prodigioso da parte di Tarantino. Schieramento al limite dell'area, parte Jack Serio, palla centrale qui, grande occasione. Cerca in velocità Henry che passa su Rubino, lo salta, il destro e gol. È il gol di Elam Rui, contropiede micidiale di Sami Elam Rui che al 23esimo porta la Parma sul 2-0. Per Zappulla per Duro, controlla col destro il pallone Duro, poi di esterno prova a servire nel mezzo per Serio che prova a girare, ma conclude di esterno sinistro, fuori. E in questo momento arriva il triplice fischio del signore Canicattì. A Piana degli Albanesi, Parma batte San Giorgio Piana 2-0.
Iniziato da 45 secondi il secondo tempo di Castellammare e Pro Favara, 21esima giornata della Girone A di eccellenza siciliana, 0-0 dopo i primi 45 più recupero, con le due squadre in campo con la maglia bianca il Castellammare, con la maglia giallo-blu la Pro Favara. Castellammare pericoloso con Calagna, il pallone a sfiorare il palo alla sinistra di Scuffia. Pro Favara che non ha avuto vere e proprie occasioni da gol, è mancato soprattutto l'ultimo passaggio con Ratucci e Bontempo e anche con Lucarelli. Ha provato un piazzato con il destro, non è molto pericoloso. Per quanto riguarda le due formazioni, Castellammare che nel primo tempo ha dovuto sostituire Messina per infortunio, è entrato Milana al suo posto, 4-3-1-2 per Giuseppe Mione, Di Paola in porta, Cagliozzo, Caronia, Adamo e Prisella in difesa, centrocampo Milana e Calagna, Cardinale sulla tre quarti, dietro Danilo Terranova e Ba. Pro Favara invece con il 4-3-3, Scuffia in porta, Di Bella, Marino Bontempo e Pizzini in difesa, D'Amico, Bossa e Lupo a centrocampo, Ficarrotta, Ratucci e Lucarelli in attacco. Vento e pioggia qui a Castellammare del Golfo, siamo nella provincia di Trapani. Pro Favara che deve vincere per restare al passo della Nissa, prima in classifica. Vincendo questo match può agganciarla in attesa di Nissa Mazara 46 di domani pomeriggio, per mettere pressione alla squadra di Nicolò Terranova. I giocatori a terra del Castellammare si accendono un po' di animi, si sono accesi anche a bordo campo sia prima del calcio d'inizio ma della ripresa. Per quanto riguarda le due panchine, Castellammare con Cacciatore a disposizione per la porta, poi Amato, Cina, Gambino, Pizzolato, Taibi, Mattia Terranova e Vaccaro. Pro Favara invece
con Sansone a disposizione per la porta, poi Rizzo, Caternicchia, Noto, La Piana, Ermini, Camilleri, Balistreri e Berdella. Lanciato Bach sulla fascia, Piano davanti a lui, lo chiude, fermo laterale. Per quanto riguarda l'arbitro della partita, è Federico Nannelli della sezione di Valdarno, assistito da Salvatore Nigrelli di Barcellona Pozzo di Gotto e Luca Iannazzo di Palermo. Il Castellammare insiste da quelle parti. Frisella, Calagna, l'attacco di Lupo, poi andava a discutere con Calagna, due vecchi compagni di squadra parlano anche con l'arbitro. Lucarelli, cartellino giallo per Retucci. Commesso fallo. Il secondo monito della partita. Il primo giallo lo ha ricevuto D'Amico nel primo tempo. Punizione per il Castellammare battuta già da Cardinale. Frisella, cross direttamente verso la porta, quindi scusa. Carelli cerca l'attacco, trova però gli avversari con Cagliozzo, e allora sale Danilo Terranova, sterza per il cross, prova il tunnel, a Carelli non lo supera, ex Cavilla. Impreciso, finisce fuori. La rimessa per il Castellammare con Frisella, Cardinale, Calagna, Cardinale, c'è fallo. Il lancio di Vizzini in anticipo Caronia, c'è che buon tempo, adesso Lupo profondo verso Retucci, colpo di testa di Adamo, serie di spinte da parte di Picarotta contro Frisella, perde quasi l'equilibrio Bossa, ma riesce ad allargare. Lucarelli delle mani, no, Lucarelli si è sul del campo. Eh sì, è rimessa la tira. Picarotta batte subito. Picarotta punta gli avversari, evita Frisella in area di rigore. Picarotta con l'esterno, Adamo in rimessa laterale per un pelo.
pallone non è stato mantenuto in campo. Ancora Lupo, cerca di allungarsela ma ha due avversari davanti e anche la linea di fondo campo vicina. Si riparte da Di Paola. Possa regolare. Lucarelli allarga da Ficarrotta. Il cross a rientrare, Caronia allunga la gamba, Frisella va, palleggio, trova la spalla. Di Lupo. Cardinale Calagna disturbato da Possa, poi Adamo cercava in qualche modo Russo, finisce fuori. Vento e pioggia stanno condizionando il gioco in una maniera abbastanza evidente, trame che si fermano spesso. Ancora Favara a rendersi pericolosa in questo inizio di ripresa. Ficarrotta si accentra, poi la trattenuta di Iba, scatta il giallo per l'attaccante del Castellammare. Posizione interessante. Barriera a 5 per il Castellammare. Ficarrotta quasi pronto. Eventualmente c'è anche Lucarelli con il destro. Tutto sistemato. Ficarrotta sul fondo. Non una delle sue battute pericolose verso lo specchio della porta. Di Paola. Frisella sponda e di prima anche il tocco di Calagna per Ba, non ce la fa. Danilo Terranova, passato da Bossa, ne ha 3 attorno. Ancora Terranova, al limite Calagna,
Viene chiesto il tiro, un po' sbilanciato Musso! Il gol di Musso! Il Castellammare passa in vantaggio! Tutti in campo per la rete di Leonardo Musso, 1-0! Matranga in festa totale per la rete di Musso! Sembrava leggermente sbilanciata la situazione, poi Musso ci ha provato, ha battuto scoppia per il vantaggio dei trapanesi, 1-0. Sono letteralmente entrati tutti in campo al momento della rete. E adesso la partita può cambiare seriamente. La Pro Favara aveva iniziato meglio questo secondo tempo. Il gol lo ha fatto il Castellammare, che adesso si gasa. Fa gasare a sua volta tutto l'ambiente. 1-0, il gol di Musso. D'Amico, Di Bella, difficile per Retucci. E adesso la Pro Favara è chiamata a rispondere, perché non è sicuramente il periodo giustissimo per perdere punti nei confronti della Nissa, che sì, anche lei ha una partita difficile contro il Mazara 46. Qui è tornato Iacono in panchina, mi sa che giocherà in casa, però adesso le pressioni psicologiche diventano di più in questo finale di campionato. Fallo su Ba, cambio pronto nella Pro Favara. Entrerà Pietro Balistreri. Adesso con il cambio è uscito D'Amico con il giallo addosso, vuole sicuramente rischiare Catalano. Primo cambio dunque anche per Catalano. Ricordiamo che il Castellammare ha sostituito nel primo tempo Messina con Milana per infortunio. Ricordiamo anche che la Pro Favara in trasferta è imbattuta. Castellammare che potrebbe compiere un vero e proprio colpaccio. Al momento il Castellammare si trova al terzo posto, superando il Mazara 46. Cardinale verso Va, la prende Marino. Lupo gira da Ficarrotta, guarda il pallone, guarda dentro, pallone che gira di Paola. Il calcio d'angolo preso di sorpresa il portiere del Castellammare. Ficarrotta aiutato moltissimo dal vento, che ha fatto girare ancora di più questo pallone. Calcio d'angolo. La battuta di Ficarrotta, il colpo di buon tempo ha dato, si sfrega le mani Gaetano Catalano in panchina, dice va bene suoi, continuano così.
Cardinale, poi in faccia a Lucarelli, l'ultimo tocco del giocatore del Castellammare. Ficarrotta lascia lì a Lucarelli sul filo della linea di fondo campo. Sale ancora la Pro Favara. Ficarrotta evita Frisella con una giocata delle sue, il cross con 5 davanti di Paola, ostacolato un pochino da Lucarelli. La presa del portiere del Castellammare. Stanno arrivando segnali di attenzione per questo secondo tempo. La deviazione in angolo sul cross ingannevole di Ficarrotta come pericolo più grande. Bossa subendo anche fallo. Milana sale, palla al piede, ancora Milana, tacco, sì che passa per Musso, autore del gol, cross in mezzo, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, finisce fuori dall'altro lato. Cartellino giallo per Scuffia. Ammonito il portiere della Pro, qualcosa che non sarà andato giù all'arbitro. Calagna subisce il contrasto da Bossa, cartellino giallo anche per lui. Era diffidato il mediano della Pro Favara, salterà il prossimo match. Senza pesantissima anche per Catalano. Lupo non la mantiene in campo, giù anche Danilo Terranova e soltanto rimessa laterale. Il guardaline aveva assegnato inizialmente il Castellammare, confronto con l'arbitro, cambio di decisione. La toccata, attenzione al pallone per Calagna che si libera degli avversari, calcia, finisce a lato questo pallone, vicino al gol dell'ex Gianni Calagna. Ha sconcentrato la Pro Favara questa rimessa laterale. D'Amico, Ficarrotta di nuovo da queste parti, il giallo-blu, si ferma Ficarrotta, Azira va, intervento dell'attaccante del Castellammare, c'è il giallo.
Era già morito. Espulsione, Castellammare in 10 per gli ultimi 20 minuti. Espulso Malik Ba. Che deve uscire. Castellammare in 10. Confortato dalla panchina. Anche la battuta. Pallone sul fondo, c'è calcio d'angolo. Cazzolavo merda! Ficarrotta dalla bandierina in superiorità numerica la Pro, pallone in mezzo, si cerca il tocco, si cerca la deviazione per un ipotetico calcio di rigore, soltanto calcio d'angolo. Nuovamente nuovo cross, secondo palo di Paola, la blocca. Sofferenza maggiore per il Castellammare. Gol di vantaggio inferiore sul possesso palla. In più c'è stata l'espulsione di Iba. Anche lui dovrà saltare la prossima partita. Almeno la prossima, perché ci sarà la parola del giudice sportivo nel bel mezzo della prossima settimana a dare l'ultima sentenza. Ficarrotta allarga da Lucarelli, c'è prima il colpo di testa. Buon tempo. Perde un attimo l'equilibrio Bossa, fissato da Calagna. Ce l'ha sempre Bossa, tutto ok. Il recupero di Calagna, regolare, a lanciare Danilo Terranova contro Marino. Il duello si spegne con il fallo da parte dell'attaccante del Castellammare. Ficarrotta la fa viaggiare per Di Bella, cross basso, Adamo si mette in attacco, Milana, Danilo Terranova, pronto un cambio per Mione, che verrà effettuato tra poco. Soltanto rimessa laterale, nessun fallo secondo l'arbitro. Entrerà Mattia Terranova per il Castellammare. Lucarelli spinge via solo. Castellammare buttato
spara. Entra Caternicchia al posto di Ficarrotta. No, non esce Ficarrotta. A uscire Bossa, che non l'ha presa benissimo. Sostituzione trovata, Si aspetta ancora un po' per l'ingresso invece di Mattia Terranova lato Castellammare. Ultimo quarto d'ora, Castellammare in vantaggio ma in 10 per la doppia munizione rimediata da Malik Ba, il capocannoniere dei trapanesi, con 9 gol. Marino giù, si continua, Cagliozzo libera, il pallone adesso è di D'Amico, chiede palla il nuovo entrato Caternicchia. Marino, buon tempo, diagonale, la sponda, c'è il tiro con il destro, finisce fuori il tentativo di Pietro Balistreri. Ci prova la Pro. Si va con il cambio per il Castellammare, entra Mattia Terranova. Al posto di Cardinale, che cede la fascia da capitano ad Adamo. Oltre quarantenne, Gianluca Cardinale a prendersi gli applausi nella tribuna delle Matranga. Oggi alla seconda da titolare consecutiva. Si prende l'abbraccio anche di Giuseppe Mione. Dentro Mattia Terranova. A dare una mano sulla fronte offensiva. Regolare secondo l'arbitro il controllo di Calagna, rimessa per la Pro Favara qui. Frisella in anticipo, la prende Calagna, sale palla al piede ancora Gianni Calagna, si deve fermare, ne ha due, uno a destra, uno a sinistra, l'avanza morbida, prende la rimessa. Retucci, Ficarrotta in mezzo al campo, Retucci a scontrarsi con Mattia Terranova, poi Ficarrotta subisce il fallo, cartellino giallo per Frisella. L'arbitro va anche dall'altro lato. Perché Adamo è rimasto giù nel contrasto precedente. Parla con Marino. Tocca il viso Andrea Adamo per verificare fuoriuscita di sangue, tutto ok per il centrale di Mione.
punizione per il Castellammare in seguito al fallo di Frisella. Favara che ha a disposizione solo 10 minuti per rimontare il Castellammare, per stare al passo della Nissa. Su un controllo falloso in area di Mattia Terranova, Vizzini non scatta data la presenza di Milana. Tanto in tribuna tifoserie sono vicine allo scontro, c'è la presenza della polizia qui alla Matranga, cross in mezzo, gestire di Lucarelli ma spalla alla porta, buon tempo, cross morbido deviato di Paola. Bertucci alla peggio nello scontro che si va a verificare in area di rigore. Viene chiesto l'intervento dalla panchina. Retucci all'interno della porta, difesa da Di Paola. Catalano giustamente chiede il recupero di tutto questo tempo perso, chiede anche alla panchina del Castellammare di sedersi. Qui in tribuna si è un po' calmata nel frattempo tra le due tifoserie, grazie alla presenza della polizia, delle forze dell'ordine. Cambio nella Pro Favara, non ce la fa Retucci, entra Ervini, altra perdita importante in mezzo al campo. Nel primo tempo Messina per il Castellammare per infortunio, poi l'espulsione di Va. Adesso uscita di Retucci, stanno uscendo dal campo praticamente tutti i big. È entrato Bartolomeo Ervini che è subentrato nella sfida contro l'Athletic nel finale, Athletic Palermo ovviamente, dopo un lungo infortunio. È stato preso dall'ex Mazzarese in estate ma non ha potuto giocare. Oggi a disposizione per lui altri minuti. Figarotta la fa passare. Marino. D'Amico. Ervini. Passaggio dietro. Cerca uno scambio rapido. Caternicchia. Cross in mezzo, secondo palo un po' largo, questo pallone allontanato da Adamo.
Pro Favara insiste. Cross di D'Amico, intercettato da Milana. Mattia Terranova si scontra, commettendo fallo. Calcio di punizione dal limite per la Pro Favara. Ficarrotta parte il suo sinistro, fatto totalmente. Caternicchia, avanti ancora la Pro Favara. Ficarrotta si gira, chiude Calagna in calcio d'angolo. Serve una svolta decisa nel cercare di ribaltare la partita. I minuti scorrono. Sempre di più. Ficarrotta dalla bandierina di Paola. Tutti dietro la linea di centrocampo, i giocatori della Castellammare. Spizzata Ficarrotta contro Frisella, sterzata Mancino, allo stesso tempo la passa. Soltanto rimessa laterale. Marino, Ficarrotta, solito Mancino sulla schiena di Calagna. Calagna dice di averla presa con la spalla, per l'arbitro con il braccio. Intanto Retucci sta uscendo fuori dallo stadio con l'ambulanza. Sembra essere qualcosa di grave per l'attaccante della Pro Favara. Mischia in mezzo al campo. Più di un contatto. Si arriva anche alle mani, con Di Bella che viene allontanato dai compagni. Il più nervoso. Nuova punizione per i giallo-blu. I soliti 5 in barriera per Di Paola. Ficarrotta a giro troppo in alto. Esulta il Matranga. Cambio nel Castellammare. C'è tutto movimento sia a bordo campo sia a ridosso della pista d'atletica dello stadio. In tribuna il trapizzolato al posto di Danilo Terranova. Sostituzione del Castellammare, esce la maglia numero 11 Terranova Danilo, entra con la maglia numero 17 Pizzolato Giuseppe. Più dal fondo per Di Paola. Ci avviciniamo alla finale di questa partita con il tempo di recupero da capire. 5 minuti.
5 minuti per la Pro Favara, per la rimonta, per stare al posto della Nissa. Non era facile andare a giocare qui, poi si è messo anche il vento, si è messa anche la pioggia a complicare le cose. Il Castellammare, lo ricordiamo, è in 10 uomini da 20 minuti per doppia punizione a palla. Buon tempo, viaggia con difficoltà il pallone in aria, allarga Vizzini, cross al centro dell'area, allontana Caronia, nuova proposta dall'altro lato. Ficarrotta riceve la vendetta, il panchino della Pro tutta in piedi a seguire l'azione. Ficarrotta calcia stracciato sul primo palo. Sicuramente il più pericoloso nel campo, seriamente impegnato Di Paola con un tiro cross che è finito verso lo specchio. Il pallone era andato a girare all'ultimo, all'improvviso. Ci sono stati anche i riflessi del portiere del Castellammare. Una rimonta che si fa sempre più difficile per la Pro. Cerca il cross, calcio d'angolo. Per salvare il salvabile sarà necessario realizzare almeno un gol per non perdere. Ficarrotta in mezzo di testa, il colpo per il tentativo, allontana Milana, ripartenza Castellammare, Scuffia deve rientrare in porta, occhio a Frisella che prova il tiro dalla distanza, rosa terra per l'ex Canicattì in porta nella Pro. Ripartenza delle Castellammare, ci prova così la squadra di Miano in questo finale. L'unico modo per contenere anche gli attacchi della Pro Favara. Fallo di Milana, ennesima punizione. Schiaccia di testa Cagliozzo, pixelato il suo pallone, non fa tanti metri. Finisce a terra, tutto regolare, pixelato, circondato, tira la zona di Mattia Terranova, prima di lui Di Bella, Portone e Vizzini, fallo laterale. Buon tempo, colpo di testa di Frisella, Luccherelli, Di Bella, l'alzata di Caternilla, si cerca un pallone in area, c'è il tiro al volo, finisce fuori, occasione gigantesca per Erbini. La Pro Favara un passo dal pareggio. Con Bartolomeo Erbini. Potrebbe essere l'ultima occasione della partita. Nel lancio lungo di Paola, risponde D'Amico, prolunga Marino, serie di colpi di testa, Luccherelli e va via Caronia, ancora Di Bella,
si lotta in mezzo al campo, fallo e punizione per il Castellammare. La tribuna del Matranga già esulta. Ormai scaduti 5 di recupero, entrambe le panchine in piedi per un motivo o per un altro. Eccolo qui il triplice fischio ufficiale, il Castellammare batte la Pro Favara di misura. La Pro Favara cade per la prima volta in trasferta e non aggancia momentaneamente la Nissa in testa alla classifica. Decide il gol di Leonardo Musso nel corso del secondo tempo. Il Castellammare adesso si trova al terzo posto in attesa del Mazzara 46 domani in casa sempre della Nissa. Castellammare che ha terminato il match in 10 uomini per l'espulsione di Ba. Messina è dovuto uscire per infortunio nel primo tempo. Pro Favara che ha fatto a meno di Retucci nel secondo, sempre in questo caso per infortunio. E festa grande per una squadra che continua a sorprendere in questo girone A di eccellenza siciliana e che adesso si prende gli applausi dei propri tifosi tutti qui allo stadio per supportare la squadra di Mione. Oggi giornata biancazzurra al Matranga, non si finirà mai di festeggiare. Grazie dell'attenzione, è tutto, ciao da Salvo Giracci, alla prossima.